Rapine, minacce e lesioni ai danni di coetanei. La Polizia di Stato ha fermato una baby gang udinese che era arrivata a puntare una pistola, per quanto finta, alla tempia di un ragazzino. Operazione della polizia partita da Gioia Tauro contro il traffico internazionale di stupefacenti porta all'arresto di 17 persone. Un 'ndranghetista fermato dalla mobile a Udine in un affittacamere lavorava nel Goriziano. Il numero di persone attualmente positive e la pressione in aumento sugli ospedali tracciano un quadro da zona rossa per il Friuli Venezia Giulia. Potrebbe essere così fino a domenica 11. La regione chiede zone gialle dopo Pasqua. Il gioco d'azzardo fattura in Friuli Venezia Giulia 7 miliardi all'anno, oltre il 6% del dato nazionale. Le ricevitorie bruciano, i rifornimenti di gratta e vinci, le vendite sono decuplicate. Diverse iniziative anche in regione per il Dante D, un segnale di ripartenza e speranza per il settore della cultura, dice Federica, l'esperienza umana di Alighieri nelle parole di Don Geretti. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. La polizia ha fermato una pericolosa baby gang udinese, formata esclusivamente da minori appartenenti a normali famiglie della città. L'attività pericolosissima, rapine, tentate rapine, minacce, lesioni ai danni di coetanei, la baby gang in un caso è arrivata addirittura a puntare una pistola, per quanto finta, alla testa di un ragazzino. Il servizio. 4 le misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale per i minorenni nei confronti di under 18 ritenuti responsabili di rapine aggravate, tentate rapine, atti persecutori e lesioni personali in più occasioni nei confronti di coetanei nel capoluogo udinese. Le ha eseguite la Polizia di Stato di Udine, che lavora a questa operazione Generazione Z dallo scorso ottobre. I minori agivano in luoghi frequentati da ragazzi, fast food, giardini pubblici, stazioni delle corriere dei treni. A finire nel mirino giovani under 18 sia italiani che stranieri, a volte con la complicità di maggiorenni, si muovevano in gruppi omogenei e interscambiabili. Individuata la vittima, che si sentiva minacciata dal branco, la baby gang la costringeva a subire la volontà degli aggressori per evitare conseguenze più gravi. Tra gli episodi rapine di panini, strappo dal collo di una colanina, lesioni e minacce, sberle, pugni, calci per impossessarsi di un orecchino o del cellulare. Una vittima è stata spintonata contro una vetrina, bloccata e colpita al volto con un pugno, obbligata a consegnare un borsello. Una seconda volta minacciata con una pistola finta puntata alla tempia. Se non me lo dai, ti ammazzo. Sono in fase di esecuzione 2 misure cautelari in istituti penali minorili nei confronti di 2 ragazzi di 15 e 16 anni. Altri 2 giovani di 15 e 17 anni saranno convocati invece in comunità per minori fuori regione. Nell'ambito della stessa attività sono state delegate e in fase di esecuzioni perquisizioni locali e personali nei confronti di altri 10 minori di età compresa tra i 15 e i 17 anni, coinvolti nelle indagini. Un 'ndranghetista è stato arrestato dalla squadra mobile di Udine nell'ambito di un'operazione contro il traffico internazionale di droga. L'uomo lavorava in provincia di Gorizia, è stato raggiunto alle 3 della scorsa notte in un affittacamere di Udine. 17 in tutta Italia le persone arrestate e sequestrate armi e cocaina. Si è conclusa questa notte una maxi operazione iniziata in Calabria che ha visto l'intervento anche della Polizia di Stato della Questura di Udine per l'arresto di un 57enne tra le 17 persone che sono finite in manette a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale di stupefacenti, concorso in detenzione di armi, munizioni, danneggiamento ed estorsione. Noi siamo intervenuti solamente nella fase esecutiva, in quanto l'attività di indagine, che è durata per diversi anni, è stata effettuata dal personale della squadra mobile della Questura di Reggio Calabria e dal commissariato di Gioia Tauro. Si tratta di fatti prevalentemente legati al traffico internazionale di sostanze stupefacenti che è avvenuto appunto dall'Italia verso l'estero e viceversa, con basi operative esclusivamente in Calabria. In questo caso coinvolto nell'attività di indagine è un 57enne italiano il quale in questi giorni si trovava in Friuli. In particolare era alloggiato in una struttura
ricettiva qui nella provincia di Udine e lavorava con un familiare in provincia di Gorizia. È assunto regolarmente da una ditta campana nell'ambito della carpenteria e lavorava questa ditta campana in subappalto per conto di una ditta friulana in provincia di Gorizia. Ed ora il punto della situazione per quanto riguarda il Covid, il numero di persone attualmente positive che è percentualmente molto alto e la pressione in aumento sugli ospedali tracciano ancora un quadro da zona rossa per il Friuli Venezia Giulia e così potrebbe essere fino a domenica 11 aprile. Molto bene i dati che riguardano le vaccinazioni. Il numero di persone attualmente positive al Covid in percentuale pone il Friuli Venezia Giulia al terzo posto in Italia. Resta ancora molto alta la pressione sugli ospedali sia nelle terapie intensive che nelle aree mediche. Peggio di noi solo altre 4 regioni. Resta un quadro da zona rossa, quello descritto dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che registra però anche una diminuzione dei nuovi contagi del meno 1,2%, comunque 4 volte più bassa rispetto alla media nazionale. Ed è probabile che di cambio di colore si parlerà solo dal primo lunedì dopo Pasqua, il 12 aprile. La Fondazione sottolinea come nella settimana dal 17 al 23 marzo si vedano i primi effetti delle restrizioni attuate in piena terza ondata, con la riduzione dell'incremento percentuale dei nuovi casi. Peggiora invece la situazione sul versante ospedaliero, anche perché, evidenzia Gimbe, la terza ondata è partita da un altopiano molto elevato di posti letto occupati. Un dato molto positivo per la nostra regione riguarda i vaccini. Il Friuli Venezia Giulia è prima in Italia per popolazione alla quale sono state somministrate prima e seconda dose, il 5,7%. Quanto alle forniture di materia prima, a una settimana dalla fine del trimestre, a livello nazionale manca all'appello 1/3 dei vaccini previsti. L'analisi della Fondazione Gimbe fa il paio con i dati che si ricavano dalla bozza del report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. La percentuale di tamponi positivi sul totale di quelli effettuati è passata dal 16,6 al 16%. Il numero di casi riportati alla Protezione Civile ha aumentato del 37% la settimana precedente, è cresciuto questa solo del 2%. L'indice RT si è abbassato da 1,42 a 1,23. Sono aumentati i focolai attivi, passati da 1490 a 1656, mentre sono diminuiti i nuovi focolai da 772 a 669. L'occupazione dei posti letto in terapia intensiva è passata dal 44 al 47%, quella nelle aree mediche dal 42 al 49%. E a proposito di colori, reintrodurre le zone gialle dopo Pasqua per andare verso una stagione di riaperture lo ha chiesto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso di un'intervista rilasciata a Rai Radio 1. Non pretendiamo di riaprire tutto subito come se nulla fosse, ha spiegato Fedriga, ma dobbiamo cominciare a fare un piano di riaperture. E sulla situazione attuale abbiamo sentito anche il vicepresidente della regione, Riccardo Riccardi, che poi si sofferma in particolare sulla campagna vaccinale. Alle 12 di oggi erano oltre 38.000 le prenotazioni di somministrazione da parte di persone d'età compresa tra i 75 e i 79 anni e di soggetti vulnerabili. Un ottimo segnale per il vicepresidente. È un risultato importante se consideriamo che oltre la metà è anche prenotazione AstraZeneca, quindi vuol dire che la preoccupazione all'utilizzo di quel vaccino è venuta meno. Noi lavoriamo a migliaia di vaccini al giorno, diciamo che il nostro obiettivo è quello di riuscire a raggiungere quel tetto di 10.000 che è sostanzialmente il 2% del valore dei 500.000 che vengono considerati l'obiettivo che il governo ha in prospettiva, il numero di vaccini a somministrare in una giornata. Quindi noi stiamo viaggiando in linea sostanzialmente con le dosi disponibili, abbiamo accelerato molto per quanto riguarda la costituzione dei centri massivi di vaccinazione. Sabato apriremo la Tisana, stiamo lavorando per aprire anche Gemona
lunedì sarà aperto Pordenone, poi stiamo individuando delle soluzioni per San Vito al Tagliamento e Sacile. È vero, secondo anche i vostri dati, che in Friuli Venezia Giulia il picco è stato raggiunto? Guardi, nell'ultima settimana abbiamo avuto un aumento del 2%, nelle 3 settimane precedenti avevamo 37, 38 e 57 d'aumento. Quindi è chiaro che il valore si è ampiamente ridotto. Oggi noi registriamo con un rapporto che è arrivato stanotte la riduzione dell'RT all'1,23, che è sotto la soglia dell'1,25, anche se manteniamo un rapporto su 100.000 persone oltre il 250, quindi quello è un valore alto. E noi non teniamo conto del valore del tampone che facciamo. Se noi andiamo a considerare il numero di casi positivi sui tamponi che facciamo, la nostra è una regione che sta al di sotto della media italiana, quindi anche qui bisognerebbe fare un po' d'ordine. 13 oggi in Friuli Venezia Giulia le persone morte con Covid. Su 5.649 tamponi molecolari eseguiti sono stati rilevati 561 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,93%, e su 3.177 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati 281 casi, l'8,84%. I ricoveri nelle terapie intensive calano a 78, quelli in altri reparti sono in tutto 645, in aumento. Le persone in isolamento calano, sono 15.245. Amministrazione comunale di Udine in lutto per la morte dell'architetto Gino Magro, marito dell'assessore all'ambiente Silvana Olivotto. L'imprenditore, titolare di una ditta di pavimenti in via Baldasseria Bassa, aveva 67 anni. Da una settimana è raccolto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine per le complicazioni legate al coronavirus. I primi sintomi al Covid erano stati rilevati a fine febbraio. Purtroppo è arrivata la notizia che nessuno di noi avrebbe voluto sentire, ha detto il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Desidero esprimere a Silvana, alle sue 2 figlie, le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta la giunta. Sono arrivati oggi in Friuli Venezia Giulia 5.400 vaccini AstraZeneca. Ad occuparsi del trasporto e della consegna alle strutture sanitarie del territorio è stato il Corriere di Poste Italiane, SDA, con la collaborazione dell'Esercito Italiano. I furgoni con il carico sono arrivati all'ospedale di Pordenone, Udine e Trieste. Si tratta di mezzi speciali attrezzati con celle frigorifere che hanno preso in carico i vaccini e poi raggiunto i nosocomi della regione. Code e attese all'aperto per i triestini che questa mattina dovevano sottoporsi al vaccino. La centrale idrodinamica è andata in tilt ed è intervenuta anche la polizia locale. Assembramenti, confusioni e poi lunghe code all'esterno. Il primo giorno della vaccinazione degli over 75 e dei fragili e per i richiami degli over 80 nella stazione idrodinamica di Trieste non è andata per nulla bene, al punto che intorno alle 9.45, la struttura aveva aperto alle 8, è arrivato il sindaco Roberto Di Piazza con il personale della polizia locale a cercare di mettere ordine e creare una fila ordinata. Tensione alta tra le persone in coda, molti anziani con difficoltà a stare in piedi per lungo tempo, al punto che il personale ha recuperato delle sedie. L'attesa all'esterno ha toccato anche l'ora. Una volta dentro le cose funzionavano decisamente meglio tra triage, inoculazione e sala d'attesa. Manca un posto attrezzato prima dell'ingresso. È evidente che in questa struttura non c'è un posto adeguato per numeri così alti, spiega un uomo in coda. Sul tema è andata all'attacco anche Laura Famulari, segretaria provinciale del PD, che ha organizzato le vaccinazioni e ha obbligato i nostri vecchi, anche di oltre 80 e 90 anni, persone vulnerabili, fragili e ammalate, ad aspettare all'aperto, senza distanziamento, senza un posto dove sedere, senza una protezione, senza distinguere tra chi doveva fare lo Pfizer e chi AstraZeneca, chiamati di volta in volta da un addetto, e questo non è accettabile. È stata disposta la sospensione immediata di tutta l'attività d'udienza, sia del settore civile che del settore penale, del Palazzo di Giustizia di Gorizia fino al 2 aprile, ad eccezione delle sole udienze urgenti. Questo per i plurimi contagi da Covid verificatisi di recente, contagi che potrebbero aumentare dove le diverse persone in attesa di tampone dovessero risultare positive al Covid-19.
I gestori dei negozi di vicinato incrementano il servizio a domicilio, almeno la metà delle consegne è destinata a persone bloccate a casa a causa del Covid. I commercianti chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Vediamo perché. Un anno fa i commercianti al dettaglio si organizzarono per consegnare la spesa a domicilio, garantendo al tempo stesso un servizio ai cittadini e la possibilità di mantenere aperte le proprie attività. Dopo un rallentamento che si è protratto per qualche mese, il servizio è nuovamente ripartito con numeri importanti rispetto alle dimensioni delle attività stesse. Su 10 consegne almeno 5 sono destinate a persone bloccate in casa con il Covid, spiega il presidente provinciale di Udine e consigliere nazionale della Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione di Confcommercio, Andrea Freschi, sottolineando che i gestori dei negozi di vicinato sentono la necessità di essere maggiormente tutelati e chiedono la possibilità di essere inseriti al più presto tra le categorie di persone che devono essere vaccinate. È evidente, continua Freschi, che prendiamo tutte le precauzioni del caso, seguendo le regole applicate durante il lockdown dello scorso anno, ma non c'è la serenità nel fare le consegne che tra l'altro per i nostri clienti sono a titolo gratuito. Ci rendiamo conto che grazie a questo servizio tendenzialmente in significativa crescita riusciamo a dare una risposta indispensabile ai cittadini e al tempo stesso riusciamo a mantenere aperte le nostre attività, ma è anche vero che per il nostro lavoro non c'è una sufficiente attenzione. C'è chi pur di fare il vaccino è disposto a pagarlo, conclude, ma attualmente questo non è possibile. La politica cerca concretezza sugli 11 miliardi del Recovery Fund, ma si preannuncia una strada in salita. Il tavolo ripartenza promosso dal Partito Democratico e dal Presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin. Oggi, prima giornata di lavori, entro metà aprile le proposte. Nessuno ha tempo da perdere e se vediamo che non si procede ci possiamo fermare. Strada in salita nella prima giornata di lavori del tavolo rilancio promosso da Sergio Bolzanello del Partito Democratico e voluto anche dal Presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin con l'appoggio del governatore Massimiliano Federiga per affrontare con tutti i gruppi eventuali proposte per impiegare il Recovery Fund. Dalle proposte dei gruppi il lavoro dovrebbe passare nelle commissioni raccogliendo anche il parere dei portatori di interesse e poi arrivare a un documento condiviso in aula a metà aprile. Zanin al termine dei lavori ha precisato che se la buttiamo sullo scontro politico non andiamo da nessuna parte. Federiga ha auspicato un lavoro su temi di grande interesse, non su piccoli progetti difficilmente conciliabili con un piano così importante e ambizioso. Il governo, ma non è imputabile a questo esecutivo, è in ritardo sul coinvolgimento del territorio, ha detto Federiga. Noi intanto abbiamo deciso di iniziare da un'ipotesi molto ampia in termini finanziari, in modo da avere a disposizione tutte le armi quando capiremo su cosa punta l'esecutivo. Zanin ha posto alcune proposte parlando di un settore manifatturiero 4.0 capace di trasformare i beni che transiteranno nelle aree portuali giuliane e ipotizzando una transizione digitale che punti sul decongestionamento delle grandi città. L'assessore alle finanze Barbara Zilli ha annunciato poi una revisione della bozza, dovremo inviarla al Parlamento tra il 20 e il 22 aprile. Intanto continuiamo a raccogliere idee. Gli assi strategici sono digitalizzazione, transazione ecologica e coesione sociale. A dicembre avevamo un complesso di progettualità di 11 miliardi di euro, oggi siamo sopra i 13 miliardi fra progetti delle autonomie locali e regionali. Bolzanello ha lanciato l'appello a immaginare il futuro, Diego Moretti del PD di avere i dettagli dei progetti della Giunta, Furio Onsel, Ope Sinistra FVG ha auspicato concretezza, così come Massimo Morettuzzo di Patto per l'Autonomia. Cristian Sergo dei 5 Stelle ha chiesto investimenti sul personale, mentre Tiziano Centis dei cittadini di evitare liste della spesa a vantaggio di esigenze e criticità solvibili. La politica regionale oggi ha preso totalmente le distanze da alcune dichiarazioni omofobe e discriminatorie espresse da Fabio Tuiac. Oggi all'unanimità il Consiglio regionale ha approvato 2 mozioni rispettivamente presentate dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle per verificare la possibilità di rimuovere il pugile estremista dall'incarico di consigliere comunale di Trieste ed esprimere solidarietà alla vittima dell'aggressione avvenuta a Rupingrande il 16 febbraio scorso, Antonio Parisi. La convergenza politica rischia però di non tradursi in atti concreti perché, come ha spiegato l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, in base ad una prima ricognizione tecnica non risultano praticabili le sanzioni richieste nei confronti del rappresentante istituzionale triestino. I friulani, per antonomasia popolo di risparmiatori, si fanno affascinare il gioco d'azzardo. Il fatturato in regione si aggira sui 7 miliardi di euro in un anno, il dato nazionale è di 110 miliardi. Ad andare a ruba in particolare i gratta e vinci.
In Friuli Venezia Giulia si spendono mediamente 7 miliardi di euro all'anno per il gioco d'azzardo. Sul territorio nazionale se ne spendono complessivamente 110. Noi siamo un popolo dedito al risparmio e questa modalità nel giro di pochi anni, da quando è diventato lecito il gioco d'azzardo, è diventata invece una popolazione dedita al gioco e non più al risparmio, con tutto quello che ne consegue, perché se non risparmio i miei denari non vanno investiti in altri prodotti. Con la chiusura delle sale slot a seguito dell'emergenza da coronavirus, i friulani si sono interessati ad altre forme di gioco. Il 15% delle persone hanno virato, sono passate dalla slot soprattutto al gratta e vinci, quindi questo è un indice di patologia forte, diciamo, no? Basti pensare che alcuni tabacchini interpellati hanno detto che la quantità di gratta e vinci, che una volta stessa quantità bastava 10 giorni, adesso ne bastano 2, quindi questo vuol dire che è quintuplicato il consumo del gratta e vinci. Dal gioco online questo è aumentato di un'ora al giorno rispetto a prima, rispetto al gioco precedente. Rispetto ai giovani, per quanto riguarda i giovani, adolescenti e anche precoci, gioco diciamo online in questo momento è un gioco di socializzazione con gli amici, con i compagni, perché non c'è altro, non c'è altra disponibilità. Qual è il problema? A parte il tempo maggiore, come si diceva, è che questo gioco da socializzante diventa d'azzardo. Si arresta la caduta libera del settore delle costruzioni in provincia di Udine, dove nel secondo semestre del 2020 le ore lavorate e le assunzioni di manodopera hanno avuto rispettivamente un incremento del 24% e del 5%. Dopo 10 anni di caduta libera, il settore delle costruzioni in Alto Friuli sta riprendendo gradualmente quota. È tanto ossigeno per la montagna, dove i lavoratori, soprattutto quelli maggiormente specializzati, si sono trovati nelle condizioni di dover cercare occupazione fuori regione, in modo particolare in Alto Adige, Svizzera, Austria e Germania. Lo rileva l'Osservatorio della CGIL, progetto istituito sul territorio un paio d'anni fa per monitorare la situazione generale e fungere da punto di riferimento sindacale per tutte le categorie della zona. Secondo il funzionario locale della Camera del Lavoro, Francesco Gerin, le imprese in Alto Friuli, grazie anche all'ecobonus del 110%, si stanno accaparrando diverse commesse e cercano manodopera specializzata, richiamando i lavoratori che se ne sono andati in seguito all'ultima crisi del settore scoppiata agli inizi degli anni 2000. Sarà molto difficile, secondo Gerin, riportare a casa profili altamente specializzati da impiegare per le ristrutturazioni in cui servono maggiori competenze, ai quali affiancare nuova manodopera. La situazione dell'Alto Friuli rispetta quella del resto della provincia di Udine, come evidenzia la presidente di Cassa Edile Paola Valle. Basti pensare che nel secondo semestre del 2020 c'è stato un incremento del 24% di ore lavorate e di un 5% di operai in più rispetto al primo semestre dello scorso anno. Valle rileva un nuovo interesse da parte dei giovani a intraprendere questa professione. Dobbiamo far capire loro, spiega la presidente di Cassa Edile, che quello che fanno rimane per sempre. E conclude auspicando che il bonus sia prorogato almeno fino al 2023. Ancora cronaca, 2 distributori e 2 negozi tra Martignacco, Maiano e San Giovanni al Natisone sono stati presi di mira questa notte da una banda di ladri che ha agito molto rapidamente, facendo poi perdere le proprie tracce e dileguandosi a bordo di una vettura di grande cilindrata. Perde il controllo del mezzo pesante in via Carnia, la strada che da Rodeano porta a San Daniele all'incrocio per Villanova. L'incidente si è verificato poco prima delle 10:30 di oggi. Il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco perdendo parte del carico finito in un campo. Il conducente è rimasto ferito e portato in ospedale. Gli studi su Dante Alighieri sono secondi solo alla Bibbia, un dato che fa capire l'importanza del Dante Dì, la giornata istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri in ricordo di Dante. Oggi, 25 marzo, si celebra il sommo poeta nell'anno in cui ricorrono i 700 anni dalla sua morte. Ricco il calendario di iniziative attivate anche nella nostra regione, un segnale di ripartenza e speranza per il settore della cultura, tra i più colpiti dalle restrizioni imposte
imposte dalla pandemia, ha spiegato il presidente della regione Massimiliano Fedriga, e poi il ministro della cultura Dario Franceschini ha sottolineato come in un momento difficile come questo attorno a Dante vi sia una grande vitalità e coesione della comunità nazionale. E sentiamo allora su Dante le parole di Don Alessio Geretti, protagonista nel pomeriggio di una conferenza promossa dalla Fondazione De Claricini Don Packer. 25 marzo 1300, secondo gli studiosi di Dante, è il giorno in cui inizia l'avventura che poi verrà raccontata dal sommo poeta nella Divina Commedia. Siamo qui 700 anni dopo la morte di questo grande genio, fondamentale per la storia, la cultura, la lingua di tutti noi italiani. Siamo qui per accorgerci non soltanto della grandezza geniale di Dante, ma della sua attualità. È stata un'esperienza tanto politicamente quanto esistenzialmente intensa e tribolata, ma necessaria per giungere a quel chiarimento di fondo sul senso della vita che poi l'Alighieri riesce a trasmetterci. Dante sceglie la via dell'arte, della poesia, del pensiero e della teologia precisamente perché sa che quando l'uomo dimentica i grandi ideali e i grandi valori, quando dimentica Dio e il senso della vita, allora è più facilmente preda di ogni genere di bassezza e qualunque buon proposito fa assai presto naufragio. E nel mezzo del cammin della sua vita si ritrovò in una selva oscura. Per fortuna la luce della fede lo ha condotto fuori, ripensando all'insegnamento degli antichi, di cui Virgilio è un esponente sommo, e ai santi di casa sua e della tradizione cristiana, di cui la stessa Beatrice è l'esponente di punta. E così Dante ritrova il sentiero che porta, dopo tanta oscurità, a rivedere le stelle. Anche noi, nel nostro tempo, ci imbattiamo in fondo nelle stesse difficoltà che Dante ha sperimentato. Anche noi tentati di delusione o rassegnazione, o forse dispersi in qualche smarrimento dell'anima. E prima di chiudere un aggiornamento per quanto riguarda il dato sulle prenotazioni di vaccini a favore della fascia d'età 79-75 anni e per i soggetti vulnerabili, alle 18 di oggi sono state oltre 14.000 le prenotazioni pervenute che sommate a quelle di ieri danno in tutto 42.000 unità. Vi lascio con l'appuntamento con l'informazione sportiva. Questa sera vedrà protagonisti Udinese, calcio dilettanti, basket e sci alpinismo. Subito dopo le news sportive, l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Orenda. Grazie come sempre per la vostra cortese attenzione. Buon proseguimento di serata. Arrivederci.